Due gravi infortuni sul lavoro nel giro di appena 24 ore, dopo l'operaio di 45 anni caduto da un ponteggio in un cantiere a Valdobbiadene, incidente che gli è costato un trauma spinale. In via Taliercio a Spresiano, intorno alle 9:30 del mattino, è stato un 56enne di San Donà di Piave a scivolare dal tetto del bocciodromo comunale dove era intento a delle manutenzioni. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, il ferito è stato stabilizzato e trasportato con l'elicottero di Treviso Emergenza al pronto soccorso del Cafoncello, mentre dei rilievi si sono occupati i carabinieri e ispettori dello Spisal. Un drammatico bollettino quotidiano a cui i sindacati dicono basta. Un continuo attacco alla vita. Questi infortuni sul lavoro non cedono mai. C'è bisogno, e chiedo proprio ai lavoratori e alle lavoratrici, di più attenzione, di andare più lenti e nel momento in cui vedono il pericolo si devono fermare prima. Rifiutatevi di lavorare se c'è pericolo per la vostra vita, rincara Toigo, mentre Francesco Orru, segretario generale della CISL Treviso Belluno, sottolinea il gran numero di cadute dall'alto e ribadisce servono maggiore impegno nella formazione e più controlli.